Le durissime accuse lanciate dal vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco riecheggiano forti nei corridoi e nelle stanze di Palazzo Balbi a Venezia. Ma a parlarne sono soprattutto i cittadini, i pazienti, le persone che da tempo stanno vivendo disagi nell'ULSS 7, un ULSS 7 che, come ha tuonato Finco, sta lavorando con un atto di indirizzo non approvato dalla Regione del Veneto. Questo vuol dire che il tecnico, ovvero il direttore generale Carlo Bramezza, sta operando senza l'approvazione della parte politica che lo ha nominato. Anzi, in alcuni casi, come nella clamorosa gestione del passaggio di senologia dal San Bassiano a Sant'Orso, Bramezza sta lavorando in aperto contrasto con quanto deciso dalle schede regionali. E ne parla anche la politica locale. Vorrei ricordare, ma lo sa benissimo Zaia, che il decreto legge 158 del 2012 prevede che le regioni abbiano una piena giurisdizione in termini di politica e economia sanitaria per le rispettive aziende. Quindi in sostanza cosa vuol dire? Che tutte le decisioni degli ospedali del territorio vengono prese dalla regione. Bassano sta subendo tagli di reparti e anche il personale sta avendo delle ingiustizie per quanto riguarda soprattutto la non retribuzione e non erogazione degli straordinari avvenuto durante la pandemia. L'ospedale è frutto di una civiltà che è quella europea cristiana, che è nata per servire le persone, non per gestire dati e quant'altro. Ecco, quando sento e leggo nei quotidiani che è normale che anziani di 70-80 anni, ma anche una persona di 30 anni debba andare da Bassano ad Asiago, a Sant'Orso per fare delle visite e venga spacciato come normalità, a me non va bene. Quindi questa mozione, che verrà discussa la settimana prossima, si chiederà appunto all'assessore competente che è del nostro territorio di rendicontare con tanto di dati ogni 3 mesi al Consiglio Comunale la situazione dell'ULSS 7 affinché si faccia trasparenza per i cittadini. E sulla presa di posizione di Finco interviene anche Pietrangelo Pettenò, che non risparmia durissime critiche al direttore generale Bramezza e a chi l'ha nominato. Cioè, nel senso che dovrebbe chiedere a chi l'ha nominato. E chi l'ha nominato, se l'ha nominato, lo lascerà là, perché qualche motivo ci sarà che ha nominato un tecnico che mi pare non in grado di gestire la sanità in quel territorio così importante. Così è. Cioè, purtroppo bisogna rispondere alla politica, c'è poco da fare. Le scelte devono essere tecniche di gestione, ma poi gli indirizzi devono stare negli enti proposti. Purtroppo il Presidente Zaia ha nominato il direttore sbagliato, cioè, non c'è poco da fare e è cominciato a sostenere questa cosa.